Costruire a Venezia avendo tutela, cura, amore per la città e il suo inestimabile patrimonio artistico ed umano, studiare e conoscere il passato per proiettarsi concretamente nel futuro. È questa la grande lezione del proto della Basilica di San Marco, architetto professore Mario Piana, che ancora oggi la vive con entusiasmo e passione quotidianamente a tutela della cattedrale di San Marco. La sua è un'opera monumentale presentata all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti di Venezia da un parterre qualificatissimo di relatori ed esperti in una sala esaurita e gremita di gente. Ci sono dei libri che pesano come piume e altri libri che pesano come montagne. Ecco, questo di Mario Piana, Costruire a Venezia, è il frutto di, credo, 40 anni di ricerche inedite. Come mai una città come Venezia è riuscita a sorgere e a conservarsi sostanzialmente ancora in maniera, come dire, soddisfacente dopo quasi un millennio della sua esistenza. Per costruire un ambiente di questo genere, le generazioni di costruttori di maestranze che si sono succedute, muratori, scalpellini, hanno dovuto mettere a punto dei sistemi e delle avvertenze, dei trucchi talvolta costruttivi che non si riconoscono talvolta in nessun altro ambiente costruttivo della penisola italiana e nemmeno in Europa. Piana è stato paragonato dagli intervenuti a un grande storico dell'architettura come Manfredo Tafuri e dà un consiglio ai giovani architetti. Se intendono naturalmente applicarsi alla bellissima professione del restauro, che è una professione che lavora sul passato, ma in realtà guarda verso il futuro, perché altrimenti non ci sarebbe ragione di intervenire e di conservare e di far vivere il più possibile, il più lungamente possibile, l'architettura, l'edilizia della città.